Come saranno utilizzate le offerte che raccoglierete? Noi utilizzeremo le offerte per permettere a chi non può di partecipare ai nostri pellegrinaggi, perché non tutti hanno la possibilità economica di venire in pellegrinaggio con noi e quindi saranno interamente dedicate a loro le offerte raccolte. Perché avete scelto la piantina d'olivo? La piantina di ulivo da 18 anni fa parte un pochino di Unitalsi, è una piantina di pace, una piantina che rappresenta la nostra associazione ed è un ringraziamento a coloro che vorranno con il loro contributo aiutare la nostra associazione. La sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi compie 90 anni. Attualmente quanti volontari siete? Siamo circa una cinquantina di volontari che animiamo e aiutiamo i malati a partecipare appunto ai nostri pellegrinaggi. Durante l'anno poi, oltre ai pellegrinaggi maggiori, organizziamo anche giornate dell'amicizia nelle parrocchie della diocesi e pellegrinaggi giornalieri. Per sostenere tutto questo e anche organizzarlo al meglio c'era bisogno di una nuova sede che vi regalerete proprio sabato 6 aprile in occasione del compleanno. Qual è il programma? Sabato 6 aprile inaugureremo la nuova sede di via Sarotti 1 di fronte all'Acli e il programma alle 15:30 l'inaugurazione e alle 16 la messa in cattedrale celebrata dal nostro vescovo diocesano. Noi vediamo che adesso fa una percentuale difficile, ma la maggior parte di quelli che vanno a Lourdes poi ritornano. È perché forse in realtà uno pensa di andare a fare qualcosa, che infatti si va a fare qualcosa di materiale, ma in realtà poi il ritorno è molto maggiore perché è un ritorno interiore, che è quello che ti dà poi la forza di fare tutto quello che fai a Lourdes. Vi assicuro che ci sono dei momenti che uno dice ma come faccio ad andare avanti, però è quello che ti dà Lourdes, quello che ti danno i tuoi colleghi barellieri e dame, diciamo, che sono lì, quello che ti danno gli ammalati, perché poi nascono veramente una simpatia, delle amicizie che sono straordinarie, che si perpetuano negli anni, e tutto questo probabilmente ti dà la forza di continuare nei momenti difficili e la voglia di tornare, perché si arriva a un certo punto che uno non vede l'ora che parta il pellegrinaggio per ricominciare a fare tutte le cose che si fanno da quando sali sul treno, cominci a tirare giù i lettini, tutte queste cose qui, diciamo.